Benvenuti tifosi del Napoli. Lasciate un like al video e iscrivetevi al canale così da rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del nostro amato club. Guardiamo il video. Sergio Conceição è attualmente l'allenatore del Milan e non nasconde di avere ambiziosi obiettivi di carriera che lo hanno portato a scegliere un club di queste dimensioni, pur essendo consapevole delle difficoltà che avrebbe incontrato. Volevo andare in uno dei campionati più forti del mondo. Sogno e punto a vincere la Champions League ed è per questo che ho scelto il mio attuale club. Sapevo le difficoltà che avrei incontrato, in un contesto in cui non ho scelto io la squadra, dove non ho tempo per allenarmi e dove ho l'obbligo di vincere. Tuttavia, è un club storico, che potrebbe darmi la possibilità di avvicinarmi a uno degli obiettivi che ho per la mia carriera, dopo aver vinto così tanto in Portogallo, ha detto. Conceição era presente questo sabato al congresso calcistico di Coimbra, dove ha parlato della tendenza delle squadre a giocare sempre di più tramite i portieri, avvertendo che è necessario avere giocatori che sappiano comportarsi in questo modo. Oggigiorno, a tutti piace costruire partendo dal basso. Anche a me piace giocare dal basso, ma per quello hai bisogno di giocatori che ti permettano di farlo. All'FC Porto avevo un portiere fantastico che lo rendeva possibile, e anche all'acquistare Milan ne ho uno, ha detto. Per quanto riguarda le difficoltà che sta incontrando al Milan, Conceição ha ritenuto che siano naturali, dovute al tempo limitato a disposizione per allenarsi, che rende difficile cercare di infondere l'identità dell'allenatore nella squadra. In 30 giorni abbiamo giocato 9 partite. Non abbiamo avuto tempo per allenarci, il che è estremamente difficile e significa che non riesco a mettere la mia identità nella squadra. Dopo aver vinto la Supercoppa contro l'Inter, abbiamo pareggiato con il Cagliari, per un errore individuale, che capita. Da allora, ogni giorno sono stati aggiunti nuovi allenatori al club, ha osservato. Cosa ne pensi, tifoso del Napoli? Lascia un commento al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!